Ma di fronte a una realtà che ha tradito tante aspettative, San Gavino Monreale sta per vivere la più grande scommessa dell'avvenire. C'è l'urgenza di espandere la produzione dello zafferano e di conquistare i mercati nazionali ed esteri. La coltivazione di questo oro rosso non deve ridursi ad essere considerata solo una preziosa risorsa marginale. Può invece trasformarsi nella grande fabbrica a cielo aperto del futuro. Un'occasione di sviluppo per un settore importante dell'agricoltura di questi territori. Una certezza di lavoro e di reddito per le nuove generazioni. Questo atteso rilancio è legato all'imminente riconoscimento di un prestigioso marchio europeo, il sigillo DOP di origine protetta che si chiamerà Zafferano di Sardegna e che sarà tutelato da un disciplinare di produzione realizzato dall'ERSAT, l'ente regionale di assistenza tecnica in agricoltura. Tale certificato di garanzia valorizzerà lo zafferano coltivato dalle aziende dell'isola e lo renderà competitivo per qualità e provenienza. Intanto la terra rallenta il suo respiro, perché la natura si prepara al ritmo della nuova stagione. Giacciono i petali dal colore violaceo, tanti piccoli scrigni svuotati del loro tesoro purpureo e che solo la mano nuda dell'uomo può arrivare a confezionare. I contadini riporteranno in campagna i fiori spogli, nell'attesa della raccolta dei nuovi sbocciati, perché così vuole la leggenda, per rendere prolifica la terra per il nuovo anno.